Controllare la posizione del branco di lupi dal proprio telefonino. La Regione sta lavorando ad una app specifica proprio per monitorare in tempo reale i movimenti di questi animali e la loro presenza. Stiamo portando avanti un progetto assieme all'Università di Sassari e naturalmente le nostre per catturare i capibranco, metterci un radiocollare e istituire questa app per creare questo che è come un recinto virtuale. Proprio così, un recinto virtuale disponibile grazie all'applicazione per smartphone sarà utile soprattutto agli allevatori. Noi poi forniremo questa app agli agricoltori, agli allevatori, ai sindaci, alla forestale eccetera, dove praticamente salta fuori dov'è questo branco e quindi sappiamo benissimo in questo momento è lì, a 100 metri magari da casa nostra, oppure è vicino ai nostri animali, quindi andiamo a fare un controllo immediato, andiamo a fare comunque un'azione di allontanamento. Una app per monitorare la presenza e gli spostamenti dei lupi, ma non solo. In Regione si sta pensando anche a reintrodurre la figura del guardiano notturno dei pascoli. Stiamo pensando anche di mettere su un bando, e lo stiamo studiando con la collega Donazzana del Lavoro, per reintrodurre il guardiano notturno, cioè dove ci sono quelle figure di disoccupati, inattivi eccetera, che possono naturalmente comunque seguire le greggi, seguire magari le vacche che sono di notte in giro lasciate sole, appunto per allontanare questi animali e per fare questa prevenzione. Penso sia un'azione molto utile anche per la disoccupazione.